Questo programma è offerto da Studio Architetto Luciano Colombo, Alta Hotellerie. You ready? Eccoci di nuovo insieme. Divertimento puro, un'immersione nella creatività. Vediamo come si diventa disegnatori Disney. La vera novità però per il Natale è questo gioco che vi stiamo facendo vedere adesso, che si chiama Disney Universe. Pensate che per la prima volta nella storia della Walt Disney mondi e personaggi diversi si incontrano tra loro. Abbiamo Monsters & Co, personaggi di Pirati dei Caraibi, quindi Jack Sparrow. È possibile utilizzare questi personaggi giocando fino in 4 sulla stessa console, mescolandoli tra loro e vivere avventure in multiplayer all'interno di 6 mondi ispirati a altrettanti film Disney famosi. Proprio per questo motivo che vediamo in questo titolo diversi personaggi Disney, con l'acquisizione della Marvel da parte di Disney si potranno avere titoli in un futuro unendo i due mondi, i due universi? Dunque, per ora i titoli Marvel staranno, diciamo, nel mondo Marvel. Come si diventa collaboratori di un'azienda come la Disney, soprattutto in un ambito come il disegno che è fondamentale per questa azienda? Beh, ovviamente bisogna cominciare da un percorso di studi che per forza passi dal disegno, quindi bisogna cominciare il liceo artistico, approfondire facendo altre scuole. Nel mio caso sono passato dall'Accademia Disney, che era un'accademia aperta appositamente da Disney Italia che selezionava dei disegnatori per formarli proprio nell'ambito del fumetto e delle illustrazioni Disney. Dopo una selezione c'è stato il vero e proprio corso di studi che è durato circa 1 anno e mezzo e da lì poi si comincia poco alla volta a collaborare con piccoli lavori, si inizia a fare le prime storie a fumetti, le prime storie e poi via via il lavoro, diciamo, viene da sé. È stato uno dei teatri più in voga. Chiuso ormai da 13 anni, il Teatro Lirico a Milano. L'appello dei milanesi è la risposta del primo cittadino. Ascoltiamo. Passano i secoli e quell'edificio imponente, maestoso e allo stesso tempo austero, che il nostro tempo conosce come Teatro Lirico, destinato a sostituire la Scala nel 1943, danneggiata dai bombardamenti, e nel 1964 divenire la Sala Grande del piccolo teatro di Giorgio Strehler, oggi finalmente risorge. Così si legge nel sito del Teatro Lirico di Milano. Vivo in questa zona da circa 35 anni. Ricordo che con il Teatro Lirico aperto, oltre ad esserci degli spettacoli molto belli, ricordo uno degli ultimi, Cyrano de Bergerac, porta moltissima gente anche a livello internazionale, quindi tutte le attività commerciali in questa zona potrebbero certamente avere un aumento di lavoro, cosa che in questo momento avremo tutti bisogno. Il sindaco Pisapia, anche da parte dei miei colleghi della zona, affinché si attivi perché possa ritornare ad essere il teatro degli anni passati. Speriamo bene che il Teatro Lirico riapra, anche perché è tantissimi anni che è chiuso e la riapertura porterebbe un incremento anche per noi negozianti, un teatro storico e delle altre cose. Ci sono i lavori in corso da un sacco di tempo, ma non si sa come mai sono bloccati. Che si impegna anche in questo, la cultura è importante. Signor Sindaco di Milano, signor Pisapia, veramente un appello da tutti i milanesi con il cuore in mano.
faccia qualcosa per il teatro lirico. Noi siamo affezionati veramente. Ancora mia mamma, che ha 92 anni, signor Sindaco, pensa ancora al suo teatro lirico. Si metta una mano sul cuore. Grazie. Lei è giovane, se ne faccia una scorta più che può. Le carte sono importanti, sono tutto. Per farglielo vedere, per sapere chi sei. Entro 5 anni riaprirà il teatro lirico con i soldi pubblici o privati? Di fare la domanda al sindaco sul teatro lirico, ma come tutti gli altri sindaci ha rifiutato per l'ennesima volta di rispondere alla domanda. Dopo anni di silenzio, chissà se un giorno, dopo tante promesse, il teatro rinascerà, ritrovando la sua gloriosa storia. Intervista esclusiva a un manager considerato il fratello di tutti. Scopriamo insieme perché. Siamo rimasti in pochi, fortunatamente. Ci sono tante agenzie sul mercato che sono le nostre subagenzie. Ci sono degli artisti che sono gestiti in esclusiva da un'agenzia, mentre altre che sono, per dire, gestite in esclusiva solamente per l'ufficio stampa o in esclusiva solamente per gli eventi, la parte commerciale, la parte pubblicitaria. Quindi magari puoi trovare lo stesso artista in 4 agenzie diverse. Consiglio di diffidare di Facebook. Si deve rivolgere innanzitutto a delle agenzie che comunque hanno un nome sul mercato e si fa presto, insomma, cioè, se uno va a Canicattì e chiede la Valeria Marini o chiede l'Alba Parietti, mi sembra una cosa strana che ci possa essere un agente che li rappresenta a Canicattì. Ma oggi le opportunità sono veramente poche rispetto a prima. Se una persona che esce dal Grande Fratello in Italia, finito i 6 mesi di furore, di popolarità, il personaggio si tiene vivo attraverso dei gossip, degli amori veri o presunti. Credo che per fare qualsiasi tipo di attività bisogna innanzitutto avere un rapporto chiaro, sincero, con dei valori di chiarezza tra artista e agente, perché se non ci sono questi valori non ci sono i presupposti per cominciare un percorso. Chi viene da noi in agenzia il costo è zero, anzi noi organizziamo 2 volte all'anno 2 seminari in collaborazione con l'Actor Studio di Milano, 2 seminari da 15 giorni, anzi ne faremo uno adesso subito dopo Natale, dove appunto il costo è veramente irrisorio. 15 giorni di seminario costa 150 euro, quindi che una persona insomma può provare, anziché di quelle agenzie che ti propongono guarda, devi fare, prima di iscriverti devi andare a scuola, 5.000 euro. Noi a quelle persone che non hanno il book non chiediamo, infatti lì abbiamo avuto anche dei problemi con delle agenzie di moda, le quali chiedevano 2.000, 1.800, 1.500, noi chiediamo 200 euro per avere un composite con un book, quel minimo che ti possa far lavorare. Danilo, c'è una canzone che dice 1 su 1000 ce la fa, quello potreste essere appunto voi. Cariba, la regina dei bagni. Per la gioia di tutti gli amanti e degli amici a 4 zampe, vi presentiamo l'animale simbolo della libertà, il cavallo. Allora Leo, hai trovato dei nuovi amici? Cosa ne pensi? La maggior parte degli sport praticati a cavallo ha origini militari. L'arte della guerra ha avuto un ruolo fondamentale nel suo utilizzo. L'importanza del cavallo è preminente se si considera lo sviluppo delle civiltà e delle imprese umane, e fin dall'antichità ha assunto un ruolo centrale anche nell'immaginario collettivo fantastico, diventando protagonista di storie e leggende e riflettendo nella simbologia le innumerevoli proiezioni che la sua natura orgogliosa, indomita e la sua forza ed intelligenza hanno sempre suscitato. Nei sogni, infatti, il cavallo appare come simbolo dei contenuti inconsci della psiche,
dell'istintività incontrollata, della forza ed energia vitale, manifestazione del desiderio e della libertà. E cavolo, c'è un nuovo amico qua, Leo, di TG Flash Se La Vie. Niente, Leo non ha fatto colpo oggi. Il genio non muore mai. Un grande artista, una grande orchestra per un tributo ad un grande attore delle scene musicali del passato. Mimo Seccia, The Big Band, un omaggio a Ray Charles. Eravamo giovanissimi, abbiamo fatto questo gruppo che si chiamavano i Trappers e poi da allora con i ragazzi della Via Glu, con Celentano, varie tournée, tanti anni di tanto lavoro. Passi lungo la strada, mi scoppiano nella mente. Quello che vedete oggi non è che sia il palcoscenico, è un backstage di una sala prove dove stiamo raffinando, diciamo così, il repertorio. Sono le ultime prove prima di fare le prove generali e con tutti gli annessi e connessi. Quindi quello che vedete è strettamente confidenziale per gli amici della nostra Cinzia veneziana. E quindi è nata questa idea di creare questo spettacolo con questa grande big band e con questo tributo a Ray Charles, uno spettacolo che adesso stiamo iniziando a portare in giro per i teatri. La prima la facciamo appunto il 13 dicembre al Teatro San Babila di Milano. Da sempre il gioco ha stimolato l'intelletto creativo non solo dei bimbi e col tempo si è trasformato in un vero world business. Vediamo le ultime novità per i più piccini. Sin dai tempi più remoti, il giocare e il giocattolo sono stati due elementi importanti nella crescita dei bambini. Chi non ricorda il Ciccio Bello o i sempreverdi Lego o i tradizionali giocattoli made in Italy di legno? Ma oggi il mondo del giocattolo è sicuramente influenzato dalla televisione, che spinge il mercato sempre più verso la tecnologia. Hero Hotline, specificare la natura del problema. Questa è la Hero Factory, dove vengono costruiti i più coraggiosi e più avanzati eroi della galassia. Un vero e proprio business che influenza anche le tasche delle famiglie, che sempre di più si vedono costrette ad optare per soluzioni alternative ed imitazioni, che possono anche essere dannose per la salute. Si avvicina Natale e il caro e buon Babbo Natale avrà il suo gran da fare. Tante saranno le richieste e forse non tutti saranno accontentati. Ma bambini, ricordate che qualsiasi gioco alimenta la mente. Per i cultori delle 2 e 4 ruote mostriamo il primo scooter al mondo dotato di traction control. Ideato e costruito per sostituire i modelli di cilindrata più grande, offrendo prestazioni migliori ad un prezzo inferiore. I segreti del successo di Beverly sono il suo design, la grande funzionalità, il tunnel centrale che alloggia un serbatoio di grandi capacità e le elevate doti dinamiche. La tenuta di strada è ineccepibile e il comfort è impeccabile. Consumi ridotti fino a 30,5 km con 1 litro di carburante. Il telaio a doppia culla, in tubi di acciaio alto resistenziale e con rinforzi in lamiera stampata. Il prezzo è di 4.900 euro. Una piccola grande micra. V come versatile è uno degli elementi chiave della nuova gamma Micra. La piattaforma V assicura una scattante manovrabilità, unita a bassi consumi e basse emissioni. I segni caratteristici che definiscono Micra sono il suo profilo e la linea arcuata dei finestrini, linee marcate in basso lungo le fiancate. Totalmente nuovi invece sono il frontale e la coda.
L'abitacolo è concepito come una sorta di bozzolo che rispecchia l'eleganza delle linee esterne. Micra è alimentata da una coppia di nuovi motori, uno a benzina a 3 cilindri da 1,2 litri da 80 cavalli e uno a benzina dotato di propulsore sovralimentato a iniezione diretta da 98 cavalli. I prezzi della nuova Nissan Micra variano tra 10.950 euro della versione Visia e 14.200 euro della top di gamma Tecna. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento alla prossima settimana con tante altre novità. Per chi volesse continuare a seguirci, il nostro sito è www.onechannel.it. Arrivederci. You ready? Questo programma è stato offerto da Cariba, la regina dei bagni.